Un errore tipico dei principianti è quello di affezionarsi troppo ad un pezzo, come per esempio il cavallo, oppure all'idea di dare continui scacchi al re. Qui, dopo lo scacco, il nero sposta il re e qui la mossa migliore è catturare l'alfiere, perché generalmente l'alfiere vale un po' di più rispetto al cavallo. Qui invece il bianco si affeziona troppo a questo cavallo e all'idea di dare scacco e perde un'importantissima opportunità. Quindi quando puoi scambiare il cavallo sull'alfiere in posizioni dove gli alfieri possono essere molto forti è sempre cosa buona da fare. Un errore tipico dei principianti è quello di affezionarsi troppo ad un pezzo, come per esempio il cavallo, oppure all'idea di dare continui scacchi al re. Qui, dopo lo scacco, il nero sposta il re e qui la mossa migliore è catturare l'alfiere, perché generalmente l'alfiere vale un po' di più rispetto al cavallo. Qui invece il bianco si affeziona troppo a questo cavallo e all'idea di dare scacco e perde un'importantissima opportunità. Quindi quando puoi scambiare il cavallo sull'alfiere in